ordine del nobile capitano Ugone di Collefeltro, reggente del feudo di Valgrande, in assenza di suo zio, il conte Oliviero, a partire da oggi i vassalli del feudo sono tenuti a versare al loro signore e padrone 3/4 del raccolto e di ogni e qualsiasi reddito o prodotto degli appezzamenti avuti in benevola concessione. Che c'è? Se qualcuno ha delle lagnanze da fare, venga pure avanti. Signore, questo significa la fame per noi e non è giusto. Il conte Oliviero ci lasciava tutto. Il conte Oliviero. Va a lamentarti da lui allora, se riesci a trovarlo. Lo sai dov'è. Cosa volete che sappia io? So soltanto che è scomparso, povero signor conte. E allora sta zitto e obbedisci. E anche voi! Piuttosto perché non lo chiedete al vostro amico, al vostro protettore, al Cavaliere Nero? Scommetto che qualcuno lo conosce. Ah, è così, eh? Muti come pesci. Avete la bocca cucita quando si nomina quel ribaldo. Ma non capite, disgraziati, che la colpa di tutto quello che succede è sua, soltanto sua. Le tasse, i balzelli, aumentano solo perché il capitano reggente è costretto ad assoldare nuovi mercenari per difendere la sicurezza del feudo dalle scorrerie di quel brigante. Aiutateci a catturarlo e riavrete la pace e il benessere di una volta. Oltre ad un lauto compenso, si intende. Ma chi credete che l'abbia... Hai sentito? Danno una ricompensa a chi aiuta a catturare il Cavaliere Nero. Lui, No. il Cavaliere Nero. No, dicevo così. Già non l'ha ucciso. Un giorno o l'altro chiederà una taglia per liberarlo. E sarete voi che dovrete pagare. Ma il paladino vi siete scelto. Voi pazzi imbecilli lo aiutate. Credete in lui. E quello mangia alle vostre spalle. E vi manda alla rovina. Per delle teste dure come le vostre ci vuole un esempio. E sarei proprio a fornirlo. Tocca a te, al lavoro. Vediamo di far presto. Ma lasciatelo, è un povero vecchio! Lo uccideranno! Pietà, pietà, non fategli del male! Vigliacchi, lasciatelo stare! Silenzio voi, se non volete fare la stessa fine! Ma non avete pietà, è un vecchio! Quando sarà il tuo turno, per te doppia razione. Così imparerai a fare il galletto. E se qualcuno di voi vuol fare la stessa fine, non ha che da imitare quello che ha fatto lui. Avanti! Maledetto! Avanti! Avanti addosso! No! Pietà! Vi scongiuro, non uccidetemi! Ringrazia il tuo Dio di essere l'ultimo. Ciò servirà a salvare la tua vile esistenza. Tieni, portalo al bastardo. E digli che quando i guanti saranno diventati 6, la sua ora sarà suonata. Alzati! E poi! Evviva la gente! Evviva il conte Oliviero! Che è successo? Vi hanno attaccati? E gli altri? Ah, dov'è il capitano? È su, nel torrione. Chi è stato? Il Cavaliere Nero. Era lui. Deve essere successa qualche altra disgrazia. Erano feriti. Quest'ugone ha portato allo scompiglio, da che c'è lui. Zitto, padre. Qui anche i sassi hanno le orecchie. Pace e bene, sorelle.
Fammi bere. Che è successo? Brutte notizie, signore. I nostri sono stati attaccati dal cavaliere mascherato. Al solito. Ugone sarà furioso. È meglio lasciarlo sfogare. Al solito. Vai. Siete un branco di conigli. Ecco che cosa siete. 10 uomini sgominati da uno solo. Il Cavaliere Nero non è un uomo, è un demonio! E poi è stato aiutato da tutti i contadini. Ho sbagliato a fidarmi di un vigliacco come te. Capitano, io non mi merito questo. Vi ho sempre servito fedelmente e vi ho aiutato in un'occasione che non dovreste dimenticare. Questo non dovevi dirlo. Ma è vero, e poiché non l'ho fatto prima, voglio ricompensarti ora. Ti piacerebbe una borsa piena di denaro? Prendi, è tua. Non mi piace la gente che ha troppa memoria. Io ho già dimenticato. È il modo migliore per vivere a lungo. Al ritorno della mia missione sono passato a Rio Verde, ma tutto era già finito. Abbiamo perduto altri uomini. Domani arriveranno i 50 uomini che ho arruolato e così potremo farla finita con tutti. Avrai libertà d'azione soltanto quando sarò stato riconosciuto dal duca legittimo feudatario di Valgrande. D'ora in avanti non useremo più la violenza, ma agiremo con diplomazia. Per conto mio tutta la diplomazia sta qui, sulla mia spada. Seguire il tuo consiglio provocherebbe l'intervento armato del duca, cioè la nostra fine. Devo impadronirmi della contea dando l'impressione di rispettare la legge. A questo fine ho predisposto il ritorno al castello della contessina Isabella, ora unica erede. Ciò servirà a calmare gli animi e rientra nei miei piani. Va pure tu. Ho l'impressione che tu non sia d'accordo. Capitano, sapete voi quello che dovete fare, ma al mio paese si dice che 2 castellane attorno ad uno stesso signore rischiano di provocare una tempesta. E io non credo che Madonna Fiamma accetterà di essere messa da parte. Fiamma, come sempre, farà quello che dico io. Provvedi subito a fare scortare la contessina Isabella fino al castello. Ai vostri ordini. Se ti fai trovare ancora addormentato la prossima volta, gli occhi non li aprirai mai più. Perdono, capitano, è stato un attimo. Vi giuro che non succederà più. Come sta? Al solito. Sembra un morto che cammina. Ne ha di resistenza quell'uomo. Ma basterebbe un vostro ordine. Deve restar vivo fino a quando sarà necessario. Ne rispondi con la tua vita. Fino ad allora nessuno deve sapere della sua presenza qui. Mi hai capito? Nessuno. Sì, sì, signore. E ora aprimi e lasciami solo. I miei più affettuosi omaggi, caro e nobile zio Oliviero. Spero che vi siate rimesso in salute e questo sia servito a condurvi a più miti consigli. Ho capito. Neanche oggi volete trattare la vostra resa. Ma davvero preferite restarvene qui
In queste condizioni? Avete un carattere forte, caro zio. Del resto dovevo immaginarmelo. Buon sangue non mente. Tuttavia ho la sensazione che oggi avrò il piacere di riudire la vostra voce. Sono lieto di annunciarvi che la vostra diretta figlia, Tu non oserai. la contessina Isabella, è in viaggio per Valgrande. Sapevo che questa notizia vi avrebbe sciolto la lingua. State tranquillo. Non ho nessuna intenzione di fare del male alla mia cara cugina, ma io devo raggiungere il mio accordo con voi prima che arrivino le milizie del duca. Dunque, lo volete firmare quest'atto di abdicazione in mio favore? No, questo mai. Nessun ricatto mi farà tradire i miei sudditi, lasciandoli indifesi nelle tue mani. Ci penserà il duca a far giustizia di te. Va via, bastardo. Tu non oserai avvicinare mia figlia. Vattene! Maledetto. Sempre la tua fortuna sfacciata. Non ti scoraggiare, amico. I dadi sono mutevoli come le donne. Vuoi la rivincita? Lascia stare, Guidobaldo. Hai già perduto la tua paga di un mese. Ti porterò via fino all'ultimo fiorino. Mi avevi promesso un bel bracciale. Te ne offrirò uno 100 volte più bello. E questa volta sarà lui a pagare. Spero di perdere allora, Madonna. Fermi tutti! Il primo che fa un gesto è un uomo morto. Calma, messeri! Giannetto, sei impazzito? Ma sono scherzi da fare questi. Madonna Fiamma, scusatelo, è un ragazzo. Ci hai messo una paura. Credevo proprio che tu fossi il cavaliere nero. Sciocchezze. Io l'ho capito subito. Ci vuole altro per farli in barba gente come noi. Davvero? E perché avete cavato le spade, allora? Per darti una lezione. Vada, ragazzo, tu stai diventando troppo insolente. Io non tollero le buffonate. Specialmente su certi argomenti. Ma mio nobile messere, bisogna saper accettare gli scherzi. È tanto importante quanto saper tirare di spada. Ebbene, tu sai fare gli scherzi ed io so tirare di spada. Vediamo chi se la cava meglio, se tu con la tua lingua o io con questa. Guidobaldo, non farmi quei colpi. Potranno servirti per un'occasione migliore. Buffone, ti farò rimangiare la tua maledetta insolenza. Oh! E ora voglio sentire il tuo ultimo verso. Madonna Fiamma, se permettete che mi taglino le orecchie, come farà il vostro umile servo a raccogliere i pettegolezzi che si fanno sul vostro amore per Ogone di Collefeltro? Impudente. Guidobaldo, fallo tacere. Ci penso io. Gli toglierò per sempre la voglia di parlare. Fermati, Guidobaldo. Attento, qui senza ordine suo non si ammazza nessuno. Che ha fatto per meritare una punizione simile? È un noioso intrigante. È un cialtrone. Mio eccellentissimo signore, è forse da considerarsi intrigante chi vanta le vostre gesta guerriere e amorose? Si è permesso di insinuare cose che non dovrebbe nemmeno sapere. Se così deve essere, dillo, Ugone. E la prossima volta sapremo regolarci meglio. Basta, ci sono cose più importanti di questa stupida storia. E tu, Giannetto, non osare confidenze troppo ardite o l'avrai a fare con me. Chiedi perdono a Madonna Fiamma e fa le tue scuse a Guidobaldo. Vi chiedo umilmente perdono, Madonna, e anche a voi, nobile cavaliere. Va bene, va bene. L'incidente sia chiuso. Mia gentile amica, è giunto il momento di dare quella notizia che interessa un po' tutti. La mia cara cugina Isabella, figlia del conte Oliviero, torna dal convento dove ha completato la sua educazione. Sarà qui fra noi domani e la accoglieremo con i dovuti onori. La contessina non sa nulla di quanto è accaduto a suo padre. Io solo la metterò al corrente. Siamo intesi? Madonna. La situazione si complica. Cara Fiamma, questa è un'ora difficile per te. Ci saranno contrasti, pettegolezzi, ma tu devi assecondarmi nel raggiungimento dei miei piani. Dei nostri piani. Tu sai l'amore che ti porto. Sì, caro.
contessina Isabella. Oh, Giannetto, che piacere rivederti. Come sei cambiato? Anche voi, contessina. Mi dai del voi? Il tempo è passato, ora siete la mia padrona. Benvenuta Val Grande, cara cugina. Vi attendevo con impazienza. Vi ringrazio per la cortese accoglienza. Appena ricevuto il vostro messaggio sono partita subito. Ma dov'è mio padre? Perché non è qui anche lui? Nel mio messaggio vi avvertivo che qui a Val Grande sono successe cose gravi. Ma ora che ho preso in mano la situazione non vi è nulla da temere. Che cosa è successo? Quali sono le importanti ragioni che reclamavano la mia presenza? Dov'è mio padre? Calmatevi, Isabella. Venite. Vi spiegherò tutto, ma in luogo più adatto. Signore, Cosa vuoi? signore. Perdonatemi, signore. Vorrei parlare con il capitano di Collefeltro. Dillo a me, è la stessa cosa. Si tratta dei contadini. È vero che date una forte ricompensa a chi vi porta informazioni sul Cavaliere Nero? Sì, è vero. Vieni con me. Madonna Fiamma, il capitano vi attende nel salone. Vi presento i due più valenti ufficiali della mia guardia. Astolfo, Guidobaldo, hanno combattuto valorosamente al mio fianco. Le loro gentili dame, Violante, Oretta, Madonna Fiamma degli Alderighi. La marchesa è in viaggio ed ha voluto onorarci della sua presenza accettando ospitalità al castello. Purtroppo per poco tempo. Immagino che siate stanca e vogliate raggiungere il vostro appartamento. Sono ansiosa di sapere quanto riguarda mio padre. Ma certo, vi accompagno. Una creatura incantevole, la contessina. Avete visto com'era elegante nella sua semplicità? E anche piena di fascino. Il capitano ne era incantato. Non l'ho mai visto così pieno di premure, così galante. Con permesso. Per fortuna mi trovavo con le mie truppe da queste parti. Il castello era abbandonato, desolazione e terrore ovunque, ecco ciò che trovai. Del mio caro zio Oliviero nessuna traccia. Ma com'è successo? Il mio buon padre, tanto amato dal popolo. Non è possibile. Per molti giorni i miei soldati batterono le campagne alla sua ricerca. Ma inutilmente. Era come sparito, scomparso. Solo allora decisi di restare al castello. E attendendo il vostro arrivo, ristabilì l'ordine per non offrire al duca il pretesto di annettere Val Grande alle sue terre. Sono sicuro di aver agito come avrebbe desiderato vostro padre. Sì, certo. Ma chi poteva voler del male a mio padre? Mai ci fu signore tanto amato dai suoi sudditi. Su, coraggio, Isabella. Siate forte. Vostro padre non vorrebbe certo vedervi così. E poi non ho ancora perso le speranze. Io e i miei soldati non ci muoveremo dal castello finché questo mistero non sarà chiarito. Ora stiamo dando la caccia ad un bandito. Quale bandito? Un bandito mascherato che da molto tempo opprime la popolazione con le sue gesta criminose. Credete che sia stato lui a rapire mio padre? Spero di no. Altrimenti avremo poche speranze di ritrovarlo vivo. Oh mio Dio! Grazie, cugino. Non dimenticherò mai tutto quello che avete fatto per il mio sventurato padre. La mia spada e la mia persona saranno sempre al vostro servizio. Cercate di riposare ora. E che il domani ci porti quella buona notizia che tutti ansiosamente attendiamo. Come è andata? La cuginetta è più maleabile di quanto pensassi. Allora è fatta. No, non ancora. Restano due cose da sistemare. Fiamma e quel maledetto Cavaliere Nero. Bisogna prenderlo ad ogni costo. La sua fine è più necessaria che mai.
Ci sono buone notizie in proposito, mio capitano. Signore? Ho mandato delle guardie travestite tra i contadini. Io penso sarebbe necessario, se voi lo credete. Buonasera. Buonasera, amici. Discutevamo se è ancora possibile resistere. I soldati del bastardo finiranno per portarci via tutto. Meglio andarcene lontano, è l'unico modo per salvarci. E invece no, dobbiamo restare. Il giorno della liberazione è ormai vicino. Chi ci ha sostenuto nella lotta fino adesso? Il Cavaliere Nero. E allora dobbiamo seguire i suoi consigli. Che possiamo fare? Gli sgherri di Ugone sono molti e ben armati. Ma bisogna sperare, bisogna aver fede. Sperare non serve a nulla. Bisogna invece che il capitano di Collefeltro la smetta di perseguitarci. E cosa possiamo fare? Non è difficile. Basta offrirgli in cambio la nostra sottomissione. Sottometterci al bastardo. No, sei impazzito. Giovanni, lascialo parlare. Sentiamo cosa gli passa per la testa. Un momento, ragioniamo. Chi è il peggiore nemico di Ugone di Collefeltro? Il Cavaliere Nero. E questo non vi dice niente. Basta andare a parlare con il capitano e dirgli che noi siamo disposti ad aiutarlo a catturare il Cavaliere Nero e in cambio che ci lasci in pace. E sono sicuro che accetterà. Ne sono sicuro anch'io. Ma non sono altrettanto sicuro della tua onestà, Zaccheo. Se sapessi che la mia cattura potesse servire a far cessare le persecuzioni del bastardo, sarei io stesso a consegnarmi a lui. Nessuno l'ha mai pensato, neanche per un momento. E noi tutti ti chiediamo scusa per lui. È la disperazione che l'ha fatto parlare così. Sì, la disperazione, lo giuro. No, Zaccheo, la disperazione non c'entra. Speravi che ti svelassero il mio nascondiglio. È così. No! Non è vero! Scommetto che è stato lui a radunarvi qui. È proprio così. Ci penserà lo stesso bastardo a punirlo. Tra poco arriveranno le sue guardie e circonderanno la capanna. Li ho visti io stesso partire dal castello e li precedo di poco. Maledetta carogna. Se non è vero, non avrai nulla da temere. Perché sarai tu stesso a provarlo. Legatelo. Lo lasceremo qui. No! Lasciatemi! Venduto! Non sono stato io! No! Non sono stato io! Non sono stato io! Non ho fatto nulla! Non lasciatemi solo! Fate presto! No! I soldati saranno qui a momento! No! Giuda! Venduto! Vi supplico! Non lasciatemi solo!
che bisogna combattere per riconquistare la libertà. Alle malvagie rappresaglie del bastardo bisogna rispondere con l'agguato e l'astuzia. Solo in questo modo gli usurpatori se ne andranno da Val Grande. L'ora della riscossa sta per giungere, amici. Abbiate fede! Pace bene, fratelli, fate la carità. Fra Benedetto, sempre fra i piedi voi, eh? Pace bene. Fate la carità al seguace del poverello. Non è più tempo d'elemosina, qui bisogna bastonarli i vostri poverelli. Avete saputo che cosa hanno combinato stanotte? No. Hanno ammazzato molti dei nostri, i poverelli. Ah, la fame è una cattiva consigliera. Iddio li perdoni. Pace bene, fratelli. Fate la carità. Altro che carità, qui taglieremo la testa a tutti. L'elemosina conquista il paradiso. E ingrassa i frati. Noi andremo all'inferno, ma sono sicuro che troveremo anche voi. Dio ti perdoni, fratello. Via, non rompete l'anima. Fermo! Lasciatelo entrare. Trattare così un servo di Dio, miscredente. Venite, fra Benedetto. Il Dio te ne renda merito, sorella. Lasciami. Conserva per Isabella le tue carezze. Certo faranno più effetto a lei che a me. Mi piaci di più quando sei gelosa. Non ho voglia di scherzare. Sono stanca di essere umiliata. Devi sposarmi. Ho abbandonato ogni cosa per te, nella speranza che un giorno... Quel giorno è vicino, Fiamma. Con il nome di bastardo ho conquistato fama e ricchezza sui campi di battaglia. Con questo stesso nome mi impadronirò del feudo. Quando finirà tutto questo? Devi essere paziente. E presto sarai al mio fianco la signora di questa contea. Chi è? Astolfo. Il Cavaliere Nero ha ucciso 10 dei nostri uomini. Su un tronco d'albero c'era questo, infisso con una misericordia. È successo proprio stanotte. Ne parlano tutti al castello. Ma se i contadini sono stati capaci di un simile eccidio, allora quanto afferma Ugone è vero. Il bandito mascherato. Forse è stato proprio lui a rapire mio padre, insieme ai contadini ribelli. Non è possibile. Come puoi pensare tu che conosci la gente di queste parti e possono avergli torto un capello? Lo amavano tutti. È vero. E questo mi dà ancora la forza di sperare. Figliuola mia, non ti abbattere. La tempesta passerà e tornerà il sereno. Solo che non sappiamo da che parte attenderlo. Che vuoi dire? Voglio dire che troppe cose sono cambiate qui. Tutta la vecchia corte, persino la servitù ci ha abbandonato. Di tutti gli amici d'un tempo non è rimasto che Giannetto. Giannetto. Mi ha fatto male rivedere il mio antico compagno di giochi e di fantasticherie ridotto a fare... Mia cara, il mestiere di menestrello è più comodo e meno pericoloso di quello d'un guerriero. Non lo avrei mai immaginato. E io che me lo ricordavo come un ragazzo coraggioso, pieno di ardore. Si vede che col tempo ha trovato la sua vera vocazione. Peccato. Vado da Ugone. Voglio parlargli di mio padre. Devo tentare tutto il possibile. Porgo i miei devoti omaggi alla bella fanciulla che mi fece l'onore di avermi compagno negli anni più spensierati. Come mai sei così cambiato, Giannetto? Tu menestrello, e io che al mio ritorno pensavo di trovarti ardito cavaliere al fianco di mio padre. Dimmi, che cosa sai di lui? Dov'eri tu quando è scomparso? Sono stato lontano 2 anni dal castello, ero in Provenza da vostro zio il conte Bernardo. È da poco che sono tornato e anch'io non so spiegarmi cosa sia accaduto. Aiutami, Giannetto, sei l'unico dei vecchi amici che mi sia rimasto. Sono sempre ai vostri ordini. Ricordate?
Da bambino giurai per la vita di essere il vostro fedele scudiero. Scusate, devo parlarvi. Voglio ricercare mio padre. Non posso più vivere in quest'ansia. Cara Isabella, faremo l'impossibile. Ma ora perdonatemi se vi lascio. Avrete saputo di quanto è stato capace quel ribelle. Devo prendere subito dei provvedimenti. Più tardi verrò da voi e decideremo insieme il da farsi su quanto ci sta a cuore. Credetemi, addolora anche me. I nostri omaggi, contessina. E allora? L'esercito del duca ha messo il campo al confine di Valgrande. Credo che questo complichi un poco le cose. Un'altra brutta notizia. La contrada degli Ulivi, certamente incitata dal Cavaliere Nero, si è ribellata e non ha voluto pagare i tributi. Vogliono di nuovo il pugno di ferro. L'avranno. Ora che la contessina è dalla parte nostra siamo in piena legalità. Bando alla diplomazia. Domani guiderò io stesso la spedizione che stroncherà questi ribelli. E così le ore del Cavaliere Mascherato sono contate. Durante la vostra assenza, chi prenderà il comando al castello? Tu. Guidobaldo verrà con me. Bene. Ma è rimasta abbastanza guarnigione nel castello. Io ho sempre una paura. È rimasto stolpo, non aver timore. Strano, giù nel cortile non l'ho visto. Speriamo che questa volta sia finita per quel brigante maledetto. Chissà che cosa avverrà oggi. Ci saranno delle vittime, purtroppo. Ma non posso pensare che questi contadini così fedeli a mio padre siano alleati di questo strano cavaliere mascherato. C'è qualcosa che non mi persuade. Questo fantasma che non si vede mai. Se ne parla sempre e il tuo signor cugino se ne serve soltanto per dare addosso alla povera gente.
caduti in un agguato. Dall'ordine di ritirarsi. Vi dico, un demonio! Pare un fantasma. Ti sta davanti e là, te lo trovi alle spalle. E sciabolate. Zon, zon. Chi lo può reggere? È imbattibile. È invulnerabile. Io una volta con la mia spada l'ho passato da parte a parte. Così. Però non ho toccato né carne né ossa. Quel maledetto ci ha tirati in un tranello. È stato un massacro. Non abbiamo potuto far niente. Se non uccidiamo il cavaliere mascherato non avremo più pace. Siete stati poco accorti, scusate. Cacciarsi in una gola insidiata dal nemico vuol dire farsi ammazzare. Ma lo sanno tutti che uccide più la gola che la spada. Smettila, sciocco. Fai presto a dire tu. Avrei voluto vederti in quella galoppata. L'avevamo raggiunto, stavamo quasi per prenderlo quando... Ed eravamo così lanciati che... Siete rimasti intrappolati. T'ho detto di smetterla. Non abbiamo voglia di ridere. Ma qualcosa si dovrebbe pur fare per placarli, questi contadini. Non capisco, è stata gente sempre fedele a mio padre. È sempre lui, quel cialtrone mascherato che li solleva. Chissà perché. Sono dei briganti, nient'altro che briganti, capaci di tutto. Non c'è pericolo che assaltino il castello. Continuando così, c'è da aspettarselo. Signori miei, il guerriero si sa, attacca, si difende. Domani le darà, oggi intanto le prende. Fermo! Non tollero atti del genere in mia presenza. Ed io non tollero insolenze da un buffone, e tantomeno che una donna mi rimproveri. Ti conviene farci l'abitudine ai richiami della contessina Isabella. Ubbidirai a lei come al capitano. Ma che intendete dire? Semplicemente che voi presto sarete la sua sposa. E sia questa per tutti una buona novella. I miei omaggi, contessina. Perdonate, cugina. Il mio luogotenente ha bruscamente anticipato una notizia che toccava a me darvi per primo. E con ben altre maniere. Il duca nostro signore, continuando la scomparsa di vostro padre, e così pure la ribellione per le campagne, vuole estendere su Valgrande il suo dominio, qualora al conte Oliviero manchi un successore. Ebbene, mia cara cugina, poiché soltanto un matrimonio potrà salvare la contea, ho deciso di unire il mio nome al vostro e dedicare la mia spada alla fortuna del nostro casato. L'emozione di nostra cugina è più che comprensibile. Ufficiali e cortigiani, siete tutti invitati alle mie nozze presto, anzi prestissimo, qui al castello. Evviva! Fiamma cara, come mi dispiace vederti in questo stato. Vedrai, tutto si accomoda. Ah, ma certo, certo. Non preoccupatevi per me. Isabella, non giudicatemi male. Ci sono delle cose al di sopra di noi stessi. Comprendo il vostro imbarazzo. Lasciatemi sola, vi ho detto. Non prima d'avervi confidato che, unitamente al senso d'onore che mi obbliga a salvare la contea dall'avidità del duca, vi è anche una ragione di cuore. Sì, Isabella, ecco perché ambisco la vostra mano. Sarò all'altezza dell'onore che mi concedete perché anche nelle mie vene vi è nobile sangue. Come sapete, mia madre era una Valgrande e fu per seguire mio padre di rango inferiore che perse ogni diritto alla successione. Tuttavia, con il nome di bastardo conquistato onori e fama, tanto da riscattarmi agli occhi di tutti. Ma io non voglio. Lasciate che io vi riveli la mia pena. Il desiderio grandissimo di conquistare la vostra stima con i miei servigi e la mia devozione. Vi ho sempre posta in cima ai miei pensieri. Siete stata lo scopo della mia vita, la stella che mi ha guidato lungo il faticoso cammino. Perdonatemi, Isabella, se quanto ho fatto e farò nell'interesse di Valgrande e vostro mi dà ora l'ardire di offrirvi non soltanto la mia spada, ma anche il mio cuore.
Non ditemi nulla per ora. A domani. Giannetto, che maniere. Ti ho disturbata? Scusami. M'hai spaventata. Udito niente di interessante? Panchetta, no? La contessina Isabella fa male a non intervenire ad una si allegra comitiva. In fondo si mangia e si beve in suo onore. Isabella è molto triste. Dovrebbe consolarla a sapere che tutti al castello sono in festa. Si tratta delle sue nozze. Splendide nozze con il capitano Ugone di Collefeltro. Sarà un avvenimento solenne. A te forse il capitano non è simpatico, ma è un grand'uomo. Senti, Giannetto, io non sono né curiosa né pettegola. Non mi interessano le tue chiacchiere. Hai torto. Se io fossi in te, convincerei la contessina a venire alla festa. Le potrà servire di svago e sarebbe un'esperienza interessante conoscere meglio la nuova corte, la gente che la circonderà. Buonanotte. Ecco Giannetto! Giannetto, dove sei stato fino adesso? Vieni avanti, buffone! Facci ridere! Tu, Giannetto! Se è la bontà del vino che porta tanto brio, voglio ridere anch'io. Sarebbe come a dire voglio bere. Chi è che me ne offre un bicchiere? Bevi, Giannetto! Vieni, brinda anche tu alle mie nozze. Un brindisi, Giannetto! Sì, un brindisi! Sì! Al signor di Collefeltro, capitano audace e scaltro, che per far luce sul suo stemma deve spegnere una fiamma. Insolente, villano. Non ti adirare, Fiamma. Giannetto ha la lingua pungente, scherza sempre, ma è un amico. E tu permetti che mi si insulti? Che si rida alle mie spalle? Chi osa mettere in dubbio il mio amore per Madonna Fiamma? Chi? Vedi, ti ripeto, le nozze fanno parte di un piano prestabilito. Ti pare che io possa fare sul serio con quella sciocca? E intanto tu la sposerai, quella sciocca! No, no e no! Ti giuro davanti a tutti che tu sola sarai la mia vera sposa. Ma prima sterminerò quelle canaglie. Brucerò le loro case. Ne avrò in pugno quel gagliofo mascherato. Tieni, bevi alla nostra fortuna. Ti conosco bene, sei un impostore capace di tutto. Vuoi sbarazzarti di me, ma non ce la farai! Ma hai il demonio in corpo! Sempre per colpa tua, Giannetto. Ti cascasse la lingua. Fiamma, lascia andare. Dai, Ugone, com'è? Non è la prima volta, mi pare. Lasciatemi in pace. Perdonatemi, Madonna. Sono preoccupata. È bene che sia così. Lasciamo che si azzuffino tra di loro. Non è lontano il giorno in cui prenderemo il loro posto e sapremo godercelo. Sono dolente, Madonna, per avervi adirato, ma dovete convenire che è tutto merito mio se avete potuto ascoltare i solenni impegni d'amore del vostro Signore e raccogliere tante prove d'affetto delle vostre amiche. Adesso irrompono nelle case anche di notte. Di notte più che di giorno. A chi tocca la guardia dopo Cesco? A me. Quel bastardo ha fatto venire altri armigeri per pattugliare tutte le campagne. Una pattuglia mi è passata sotto il naso stasera. Questa è la zona più battuta perché credono che qua si nasconde il Cavaliere Nero. Magari stesse da queste parti, saremmo più tranquilli. Debbono esserci novità al castello. C'è troppo movimento in giro. Saranno giorni sempre più duri, ma non dimentichiamo che cosa ci ha detto il nostro protettore. Fiducia in noi stessi e la spunteremo. Attenzione! Sarà Giovanni. No, gente a cavallo. Amici, ho una grande sorpresa per voi. La contessina Isabella, figliola del conte Oliviero, nostro amato signore, è qui con noi contro il tiranno Ugone. Viva la contessina Isabella! Grazie, amici. Riconosco in voi i fedeli sudditi di mio padre.
Sono certa che anch'egli, come noi, è vittima della ferocia di Ugone. Narrate voi stessa, contessina, quanto avete udito. Amici, tutta la contea è in pericolo. Se daremo il tempo ad Ugone di attuare il suo piano, sarà la fine per tutti. Sarà la miseria, lo sterminio e la schiavitù. L'ha detto e lo farà. È il più perfido, il più avido, il più corrotto di tutti i tiranni. E attorno a lui gente peggiore di lui lo circonda. Io voglio essere una dei vostri. E non per il timore di perdere i miei privilegi, ma per difendere la mia e la vostra libertà. Diteci cosa c'è da fare, contessina. Noi siamo pronti a tutto. Occorre radunare gente animosa per affrontare gli armigeri di Collefeltro. Con le zappe e le roncole. Ma abbiamo poche armi, contessine, non abbiamo un capo. So di un misterioso cavaliere, vostro protettore, che più volte ha sconfitto i soldati di Ugone. Fatemi incontrare con lui. Ma nessuno lo conosce, nessuno sa chi sia. Quando siamo in pericolo appare così, come un arcangelo dal cielo, e poi scompare. Ora siamo in pericolo. E se quest'arcangelo non spunta, dobbiamo salvarci da soli. Chiederemo soccorso al duca. Al duca? Ma rischiate di perdere la contea. Non mi importa, mi sentirò più dei vostri. So che l'esercito del duca ha posto il campo al confine di Valgrande. Chi è disposto a seguirmi? Tutti! Bene, allora andiamo. Spegnete le torce! Allarmi! Le guardie nemiche! Fuggite! La contessina. Oh, Dio mio. La contessina tra i prigionieri. Portateli via! Vai a chiamare Fiamma. Avanti! Vedi? Guarda com'è ridotta la contessina. Che cosa sarà accaduto? Assunta! Isabella! Isabella! Andiamo, andiamo! Non temere, coraggio. Figlia mia. Non
riesco a trovare le parole per esprimere lo stupore, l'amarezza. Voi non trovate le parole per nascondere la vostra ipocrisia. Non vi affannate a cercarle. Il gioco è scoperto. Il vostro gioco è scoperto. Vi ho fatta venire il castello perché ne prendiate possesso. Vi ho rivelato il mio amore e la mia devozione. I miei soldati combattono e muoiono perché il feudo continui ad essere vostro. Ma voi, come ricompensa, congiurate alle mie spalle facendo lega con dei miserabili cialtroni. Cosa avete da rimproverarmi? La vostra crudeltà, la vostra infamia. Su, parlate il vostro vero linguaggio, quello che io stessa ho udito ieri notte quando con i vostri degni amici brindavate alle vostre nozze. Ma che dite? Non mi ingannate più. Madonna Fiamme, la vostra vera compagna. Siete il mio peggiore nemico e tra me e voi c'è il cadavere di mio padre. Ormai ne sono certa. Voi l'avete fatto sparire. Cara cugina, vi sbagliate ancora. Vostro padre vive. Davvero? Sì, vive. Ed io, malvagio assassino, come dite voi, voglio darvi la gioia di riabbracciarlo. Non mi ingannate. Venite. Venite, non abbiate paura. Che lungo colloquio. È un'accusa di alto tradimento. Quella che farà lui a lei o viceversa? Che vuoi dire? Da stanotte siamo in molti a conoscere i propositi di Ugone. Li ha predicati apertamente. Chissà che qualcuno non abbia informato la contessina. In tal caso avrebbe lei il diritto di accusarlo. In tal caso ci sarebbe un altro traditore. L'informatore. Già. Zitti. Che succede? Niente, non si sentono più parlare. Tu che ti impicci, non è affar tuo. Vattene. E anche voi. È ancora dentro? Si sente qualcosa? Niente. Isabella. Padre mio. Isabella. Che t'hanno fatto? Non dovevi venire al castello. Ero preoccupata. Non avevo più notizie di te. Mi dispiace interrompere questo commovente quadro familiare, ma il tempo stringe. Spero, Isabella, sarete ormai convinta che non sono un bugiardo e persuasa della convenienza di accettare quanto vi ho proposto. Vostro padre è vivo, ma potrebbe avere un qualche incidente e certamente non vorrete esserne voi la causa. Per essere maggiormente chiaro, la vostra mano o la testa di vostro padre. Sta a voi decidere. Tu vuoi sposare mia figlia? Tu, l'essere più spregevole che esista sulla terra, osi tanto. A questo punto è arrivata la tua infamia, vigliacco. Mia dolcissima sposa, è ora di andare. Domani stesso rivedrete vostro padre, ma solo al termine della cerimonia nuziale. Oh no, padre mio, no! Non lo fare! Non piegarti mai! Non temere per me! Non mi importa di morire! Isabella! Non mi importa di morire! Più di un'ora chiusi là dentro, capite? Loro due soli? Solissimi, a porte sprangate. Ci aspettavamo urla, grida, invece niente. E che dicevano? Il discorso non si udiva bene. Poi, all'improvviso, silenzio. E allora? Allora niente. Il silenzio si fece così lungo che a un certo punto Astolfo ci mandò via tutti. Forse per non disturbare. Che intendi dire? Io dico soltanto. Intendi tu se ti pare? Ah, cara, te la prendi troppo per amor mio. Io non me la prendo, vedi? Le cose vanno per il loro verso. Certo però che tanta sfacciata intimità. Dopo il tradimento che gli ha fatto. Che doveva fare? Ucciderla? E tu ne parli così, come se la cosa non ti riguardasse.
Mi riguarda, e molto. Ugone sa il fatto suo, ed io il mio. Il matrimonio è un fatto diplomatico, un inganno, non l'avete capito? Io sarò la vera contessa di Valgrande. Ugone me l'ha giurato su quanto ha di più sacro al mondo. Che cosa? Sulla sua vita. Cara cugina, non siate così depressa. Avrete in me uno sposo devoto che vi saprà comprendere. Ma affinché il demonio non vi tenti ancora, vi faranno buona guardia 2 angeli custodi. Felice notte. A domani. Astolfo. Sì? Domani è un gran giorno per me e desidero che tutto si svolga nel migliore dei modi. Siamo a vostra disposizione, mio capitano. Contate su di noi come sempre. Perdonate, signore. È stato trovato un messaggio infisso sul portale d'ingresso insieme a questo guanto. A Ugone il quinto guanto. Gettalo via. Pensiamo invece alle mie nozze. Voglio che se ne parli per molto tempo. Tu prepara ballate e sonetti. Tu, Astolfo, pensa ai musici, ai fiori e agli invitati. Sì. Guidobaldo andrà all'abbazia ad avvertire il priore. Mio capitano, risparmiatemi. Non sono il migliore ambasciatore per parlare con dei frati. Potrebbe andarci Giannetto. Volentieri. Io conosco il priore, da ragazzo servivo messa. L'ho sempre detto io che eri un chierico mancato. Non credete, mio signore, che un coro di frati renderebbe più mistica e solenne la cerimonia? Buona idea. Porta anche loro. Su, andate e fate del vostro meglio. Dopo le nozze avrete il segno della mia riconoscenza. Devo parlarti. Ti prego, adesso non ho tempo, più tardi. Questa notte fai raddoppiare i turni di guardia. Sì, capitano. Chi siete? Vi chiedo umilmente perdono per avervi spaventata, ma purtroppo non mi è dato annunziarmi come converrebbe, né di presentarmi a viso aperto. Ma già mi conoscete, credo, per sentito dire, almeno, come io so di voi. Siete il Cavaliere Nero. Proprio lui. Quello che il bastardo vorrebbe far passare per un bandito e che altri chiamano il fantasma. Ma ho un vero cuore ed una vera spada e sono qui per assicurarvi che ambedue sono al vostro servizio. Come posso credere che non mi ingannate? Ma sto rischiando la vita per dimostrarvelo. È giusto. Dovete perdonarmi. Ma da che sono tornata a Valgrande la mia serenità non è che un ricordo dei tempi andati. Mio padre e Dio, siamo in pericolo. So tutto e vi comprendo. Ma come potete sapere? Diciamo che leggo nelle stelle, o meglio, che ascolto il vento. Il vento, sapete, spesso racconta tante cose. Ma se neppure mi conoscete. Io vi conosco. Ehi. Siete gentile. A sentirvi parlare vi si direbbe più un poeta che un guerriero. Tutti coloro che amano sono dei poeti e dei guerrieri. Aprite! Aprite! Oh, fuggite, ve ne scongiuro. Non temete. Gli innamorati sono anche fortunati. Ed io vi amo.
Abbiate fede. Salone non c'era. Noi andiamo nella torre, voi dall'altra parte. Inseguitelo! No, da questa parte. Da dove venite? Dalla sala d'armi. Ma com'è possibile? Era davanti a noi. È sparito? L'ho sempre detto io che era un fantasma. L'ho ucciso! Io sì, l'ho ucciso! Ma chi? Il Cavaliere Nero! Tu, il Cavaliere Nero. È stato terribile, è entrato come una furia, voleva uccidermi. Io non so come ho avuto la forza. Così l'ho ucciso, è lì. Dio mio! L'avete ucciso! Vigliacchi! Avete ucciso il nostro protettore! Dov'è? È là, capitano. Chi è stato? Lui. Giannetto. Bravo, non ti credevo capace di un gesto simile. Tu l'hai ucciso! Assassino! Hai ucciso anche me! Ma cugina era il nostro peggiore nemico. Era un valoroso, un nobile cuore. Vediamo che faccia aveva questo nobile cuore. Astolfo. Chi l'avrebbe mai supposto? L'unico uomo su cui poteva contare Valgrande. Vigliacchi, assassino! Basta così. Vi prego, Isabella, ritiratevi nelle vostre stanze. Scortatela. Finalmente la partita col Cavaliere Nero è chiusa. E Giannetto merita una ricompensa. Grazie, signore. Arrestatelo. Ma signore, credo di avervi reso un servigio, era un vostro nemico! Portatelo via. Capitano, non vi capisco. No, questa storia non mi piace. Se il Cavaliere Nero non apparirà più, ridarò a Giannetto la libertà e una ricompensa. Per adesso non voglio rischiare. Astolfo, amor mio.
Ecco una buona compagnia. Voi state dentro perché avete aiutato il cavaliere mascherato. Lui perché l'ha ucciso. Ed io non ci capisco più. Un momento. Lasciatemi! Lasciatemi! Fermi! State fermi! Devo parlarti. Che vuoi? Non riusciamo più a stare insieme come una volta. Non fai altro che evitarmi. Perché? Che cosa ti ho fatto? Fiamma, per me questo è un momento decisivo. Sto finalmente per portare a termine i miei piani. Potrei ricordarti che i nostri piani erano diversi. Dunque, è proprio finita. Non hai rimpianti. Credi proprio di non dovermi nulla? Lasciami tranquillo. Vedrai che tutto tornerà come prima. Perché mentire ancora? Il tuo sarà un vero matrimonio. Sono donna. Mi è stato facile capire che Isabella ti piaceva. E perché non deve piacermi? Ho capito. Ti prego, fai preparare una scorta per me. Partirò dopo la cerimonia. Devi proprio attendere fino all'ora? Sì. Voglio assistere alle tue nozze. È il solo favore che ti chiedo in compenso della mia inutile devozione. Sta bene. Hai bisogno di qualcosa? Posso darti del denaro? No, non mi occorre nulla. Guidobaldo, la spada. Ma come, mio capitano? Anche in così dolce ricorrenza? Proprio per questa ricorrenza. È un uomo d'armi che va a nozze. E sarà bene che tutti comprendano che con questa spada ho conquistato la contea e con la stessa la conserverò. Ed io sarò al vostro fianco a servirvi fedelmente. Di me potete fidarvi. Io non sono come Astolfo. Sei proprio sicuro che Astolfo mi abbia tradito? Per Giove, mio capitano. Come potete dubitarne? Ad ogni modo questa storia è finita, e felicemente per me. Piuttosto hai provveduto per la partenza di Madonna Fiamma? Un drappello è già pronto per scortarla fino ai confini subito dopo la cerimonia. Bene. Siete fortunato. Madonna Fiamma è stata davvero arrendevole. Così nulla potrà turbare la vostra luna di miele. Se tu avessi più esperienza dell'animo femminile, sapresti che una donna che si arrende alle volte è più pericolosa di una donna che combatte. Le grazie della cuginetta vi fanno gola, capitano. Come ti permetti? Perdonate, non volevo. Certo che mi piace. Non sono mica cieco. E siete sicuro di riuscire a farvi voler bene dopo lo scherzetto che le avete combinato? Per ora è importante che venga all'altare. Poi saprò ben io come farle intendere che sono il suo signore e il suo sposo. L'ora tanto attesa è finalmente giunta. Corri ad avvertirla che io sono pronto, vai. Non ci posso pensare, figliuola mia. Non mi posso rassegnare. Che vale piangere? Ora che anche l'ultimo filo di speranza è stato spezzato proprio da una mano che credevamo amica. Sono una Valgrande e saprò andare incontro al mio destino. Ma non è questo il tuo destino, Isabella. Non devi. Non devi. Ma come? Proprio tu, invece di farmi animo, preferiresti la morte di mio padre a questo mio sacrificio? La mia morte preferirei, angelo mio. Il capitano Ugone di Collefeltro, mio signore, manda dire alla contessina Isabella di Valgrande che l'attende per dare inizio alla cerimonia nuziale.
Carceriere! Carceriere! Vengo! Ma che c'è da abbaiare tanto? Un uomo muore. Chiamate Fra Benedetto per l'estrema unzione. Siate cristiani anche voi. Chi è che muore? Giannetto, il menestrello. Gli hanno lisciato il pelo perché ha fatto quello che non doveva fare. E adesso è laggiù, in fondo, vedete? Povero ragazzo. Correte che quello sta morendo. Va bene, vado. Sono cristiano anch'io. Siamo qui riuniti, o fratelli, per celebrare l'unione tra il prode capitano Ugone di Collefeltro e la contessina Isabella di Valgrande. Fra poco essi saranno uniti nel vincolo indissolubile secondo il rito di Santa Romana Chiesa. Se c'è dunque qualcuno che possa avere un valido motivo per opporsi a questo matrimonio, parli adesso o sarà troppo tardi. Questo matrimonio è un'infamia e non si farà! La tua ora è giunta, bastardo! A noi due! A me, guardie! Vi Pace, fratelli! Pace! Fratelli! Fermatevi! Pace! Gaglioffo mascherato. 100 tuoi pari non la spuntano con Ugone di Collefeltro. Prima di infilzarti voglio vedere con quale faccia sei risuscitato. Tu! Al conte Oliviero, ancora e sempre signore di Valgrande, spetta il diritto di giudicarti. Alzati! Fermi tutti! Che nessuno si muova o ucciderò vostra figlia. Fermati! Fermi! No. Figlia mia.
benedica figliuoli e la pace torni a Valgrande. Viva!